Oggi lo stregonettino vi mostrerà le bellezze di Chiaramonti. Ecco il castello di Duria, molto bello. Nei pressi del castello, che si trova ovviamente in cima al paese, abbiamo questo bellissimo parco. Guardate qua, abbiamo questo bellissimo parco proprio nei pressi del castello. Abbiamo delle panchine dove ci si può ristorare. Abbiamo addirittura anche dei tavoli, quindi con delle panche, quindi ci si può sedere tranquillamente, si può anche mangiare, avendo ovviamente rispetto per l'ambiente. Il tutto, come vedete, nei pressi del castello, veramente suggestivo. Eccoci al cospetto dell'imponente castello di Duria. Eccoci al cospetto
dell'imponente castello di Doria. Guardate che spettacolo! Qua abbiamo una prima arcata. Guardate che spettacolo! Qua abbiamo una piccola scalinata.
anche da questa parte abbiamo, anche da quest'altra parte abbiamo un piccolo ingresso. Qua possiamo ammirare l'altra sponda del castello, veramente maestoso. Guardate qua. Abbiamo un cancello che proibisce l'ingresso. Allora, questo è un po' un piccolo interno. Purtroppo non si può più accedere come un tempo. Qua siamo proprio in una via di tale borgo, il cartello che indica la direzione per il castello. Ecco, questa è una classica abitazione, classica casa del paese. Una foto? Qua abbiamo una bellissima scultura in pietra. Qua abbiamo un bellissimo murales, vedete?
un murales veramente bello. Da qui si può ammirare il campanile della chiesa. Qua siamo all'interno del parco giochi di Chiaramonti. Vi è una bellissima statua di un soldato. Chiaramonti ai suoi figli morti per la patria. Abbiamo il parco giochi. L'ambiente è molto carino e tranquillo. Abbiamo la presenza di questi alberi con tronco diviso in due parti. Guardate qua, molto bello. Molto bello. Al centro abbiamo questi quasi in cerchio, questi piccoli, chiamiamoli sgabelli in pietra, molto carini. Poi abbiamo qualche scultura in pietra. Guardate questa che rappresenta una donna, che bella. Guardate qua, veramente bella. Abbiamo anche la presenza di quest'altra scultura molto bella. Abbiamo anche la targa Paolino Sale di Chiaramonti, l'uomo e la pietra. Primo biennale di scultura Chiaramonti, maggio 2000. E siamo nel 2025, febbraio 2025. Qua siamo nel bar, in un bar principale di Chiaramonti. Abbiamo delle fotografie di alcune rockstar. Abbiamo i Queen, Freddie Mercury, sempre Queen, Freddie Mercury, Michael Jackson. Molto bella questa di Freddie Mercury. Abbiamo i Motorhead. Abbiamo anche Alice Cooper. Abbiamo anche i Doors. Abbiamo gli Aerosmith. Molto belle come foto. Abbiamo i padri dell'heavy metal, a me molto caro, il Black Sabbath, ecco, Ozzy Osbourne. E qui abbiamo i
grande singer dei Led Zeppelin, Robert Plant. Sempre Chiaramonti. Chiaramonti è veramente bella, venite a visitarla, venite a visitare Chiaramonti perché ne vale veramente la pena, Sempre nel comune di Chiaramonti abbiamo il Nuragh Ruju, eccolo qua, è una specie di piccolo sentiero, chiamiamolo così. L'ingresso dovrebbe essere chiuso, purtroppo, ecco qua. Allora, qua possiamo ammirare il nuraghe in tutto il suo splendore. Ecco qua, il Nuragh Ruju è un bel nuraghe. Purtroppo l'ingresso è chiuso. È chiuso. Vediamo un qualcosa che fa parte proprio l'inizio dell'interno del nuraghe. Purtroppo non si può procedere oltre, non si può procedere oltre, probabilmente vi è un rischio frana. Peccato perché è veramente bello. Ecco, questo sarebbe proprio l'ingresso, il secondo ingresso, diciamo, che porta proprio al centro del nuraghe, però purtroppo è un cancello con tanto di catene a lucchetto, probabilmente un pericolo di caduta massi. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Poi in questa zona, tra l'altro, tra virgolette, andiamo a sfociare proprio sì, un pascolo vero e proprio. Ecco la presenza dei bui. Ecco, questo è più vicino. Sempre nel comune di Chiaramonti abbiamo la necropoli Murrone. Ecco una prima
Tomba. Ora cercherò di entrarvi. Allora. Devo fare attenzione. Allora. Ecco qua. Qua siamo all'interno. Come potete vedere, vi è un eco anche particolare. La particolarità che noto sempre nelle necropoli è la presenza dello scalino. Guardate qua. Vediamo. Qua è stato aggiunto qualche rinforzo in legno. Come potete vedere, questa è una tomba molto bella, molto particolare. Impressionante l'eco e la vibrazione, veramente impressionante. Qui l'acqua va a ostruire un po' il tutto. Allora, vediamo un po'. Allora, qua ce n'è una, eccola qua. Qui credo che si possa entrare. Vediamo un po'. Questo è un gioco interno, Vi è sempre la presenza dello scalino. Impressionante. Allora, da qua si entra. Qua vi è un piccolo rinforzo. Qua vi è un altro scalino. E qua vi è un ampio ingresso. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora, cerco di farmi strada. Qui è bagnato. Qui è bagnato. Qui è bagnato. Allora,
come farci strada. Allora, ecco, bene o male mi sono fatto strada. Allora, vediamo un po'. La presenza di un altro gradino che porta ovviamente a questo bel ingresso. È un po' spazioso. Ecco che più avanti abbiamo questa. Guardate qua. Abbiamo questa. Allora, a parte la presenza di una piccola lumaca, anzi due piccole lumache, allora, vediamo che abbiamo. È abbastanza spaziosa, come potete vedere. Decisamente affascinante. Ecco un'altra tomba. Allora, questo è l'ingresso. Adesso entriamo. Allora, vediamo un po'. Allora, questo ingresso qua. Vediamo le pareti. Ecco, qualcosa di interessante. Proprio qua. Guardate. Non so cosa rappresenti. Però è un qualcosa di interessante. E qui abbiamo l'interno che sembrerebbe abbastanza grande. Cavolo. Abbiamo una colonna portante al centro, abbiamo altri ingressi, abbiamo due enormi pietre. Ora entriamo. Allora, particolarità che noto spesso, ecco, uno scalino o un gradino, non so come chiamarlo, ma è una peculiarità che si nota molto spesso. Allora, qua dentro. Allora, qui abbiamo sempre dei rinforzi in legno che sicuramente sono stati fatti per tenere in piedi la necropoli. Vi è un eco impressionante. Vediamo un po'. Allora, qui c'è un qualcosa di... Allora, qui ci sono due pietre. Qui vi è un rinforzo, sempre per tenere in piedi la necropoli. Vediamo un po' da questa parte. Allora, come potete
potete vedere, qua abbiamo l'ingresso principale. Mi è sembrato di vedere qualcosa volare, non so se fosse un pipistrello o chissà cosa. Allora, ecco, qui sembra proprio di essere al cospetto di una sala. Anche qui è presente un gradino. Qui vi è un altro ingresso. Vi è un altro ingresso. Però vediamo qua. Qua vi è un altro ingresso. Vediamo. Ecco qua. E qua abbiamo sempre dei rinforzi in legno che sono stati fatti per salvaguardare la necropoli. È abbastanza ampio all'interno. Allora, come potete vedere, ci sono diversi ingressi, vi è una colonna portante, molto bella. Eccola qua. Qui abbiamo un'altra tomba, sicuramente bella, però purtroppo qua l'ingresso è proibitivo a causa del fango. Qui abbiamo l'ingresso per un'altra tomba, anzi esattamente due tombe. Allora, avanziamo e abbiamo questa che sembrerebbe un po' proibitiva. Qui possiamo entrare tranquillamente. Allora, vediamo un po'. Allora, vediamo di entrare all'interno di questa tomba. Allora, c'è molta umidità, senza ombra di dubbio. Adesso andiamo a vedere. Allora, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, almeno altri 5 ingressi. Allora, ecco qua. Allora, qui abbiamo, come potete vedere, questa è la porta principale. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. L'ingresso, allora, diciamo che l'interno è abbastanza ampio. Abbastanza ampio. Poi
Allora, qui abbiamo dei rinforzi in legno che sono presenti sempre per salvaguardare la necropoli. Qui abbiamo un piccolo buco che porta sicuramente all'altra, che è questa. Allora, vediamo un po'. Anche qui abbiamo sempre dei rinforzi. Poi passiamo invece a questa. Allora, questa sembra quasi che sia stata attraversata da un sole, sì, una specie di solco, sembra quasi che abbia un qualcosa che abbia attraversato tale tomba. Poi qui abbiamo una specie di nicchia. Qui abbiamo una specie di nicchia. Qui invece abbiamo la presenza di nuovo di sostegni in legno, sempre per la salvaguardia della necropoli. Come possiamo vedere, vediamo qui. Vediamo un po'. È abbastanza suggestivo stare qua dentro. Decisamente suggestivo. Ambiente decisamente umido, molto umido. L'altra tomba è questa. Adesso vedrò un po' se riuscirò a entrarvi. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Oh cavolo. Allora, il problema è che qua questo rimane incastrato. Allora, vediamo un po'. Qui vi è un altro ingresso. Ovviamente questo è l'ingresso principale. Ora andiamo a vedere questo ingresso qua. Allora,
Questa è più piccolina. Siamo quasi al crepuscolo, Però può entrare anche in questa. Impresa non facile. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. Questa è un po' bagnaticcia, abbastanza bagnaticcia. Allora, facciamo luce. Allora, qui abbiamo la presenza di un altro piccolo ingresso che è esattamente questo, e anche questo, ma questo è veramente piccolo. Ora andiamo a vedere questa. Allora, vediamo un po'. Bella, veramente bella. Bella, anche spaziosa. Guardate qua. Questo è lo spettacolo delle necropoli, È molto suggestivo stare qua dentro. Veramente suggestivo. Il tasso di umidità è a dir poco elevato. Abbiamo una sorta di zanzara killer. Veramente interessante. Questa è l'unica che non ho visitato. Però ci provo. Ce l'ho fatta! C'è il gradino. Spero di non rimanere incastrato. Allora, vediamo un po'. Allora, questo è il suggestivo ingresso. Allora, sono sempre in cerca di qualcosa di nuovo. Allora, qua devo prestare attenzione perché è veramente umido. Allora, cosa c'è qua dentro? Allora, abbiamo questa piccola sala
abbiamo sempre la presenza di uno scalino, che è una particolarità che noto sempre in queste necropoli. Che fatica. Questa è l'aria della necropoli. Ormai siamo giunti al crepuscolo. Ho visitato tutte le tombe, proprio tutte, e c'è da dire che è un'esperienza molto suggestiva. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate, lasciate un like e condividete. E alla prossima. La Stregonetina continuerà a mostrarvi le bellezze della sua terra madre, ovvero sia la Sardegna.